Allora, se adesso vi porto su un altro posto che sul posto dove ho registrato l'EVP. Stai a destra. Allora, però Possiamo uscire da sta stanza? Sì. aspetta. Devo ricordarmi di fare mente locale. Ah no, è giusto. Allora, dobbiamo andare giù, perché io da quella scala non vado giù. No. Dobbiamo andare nella scala. Ma si va ancora su però, eh? Sì, ma non ti consiglio. No? No. Ah, no. Posso? Io posso? No. Allora, puoi andare su fino a un certo punto. Dove vedi le scale, però là dove vedi che è tutto franato, assolutamente no. No, là è infattibile, ve lo dico già, là è proprio infattibile. Cioè, finché sei su queste scale qua va Sì, bene. ma basta però. Il tetto è anche messo bene, ma proprio... È il pavimento. Sì, il pavimento sopra è infattibile. Sopra è infattibile. Sopra è infattibile. Sopra è infattibile. Comunque sai che sensazione mi dà vederlo sopra? È presente la scena del Sesto Senso? Dove che va sul bambino e c'è la porta scura? Uguale. Adesso tu mi stai dicendo questa cosa qua, ma io il Sesto Senso l'ho visto tanto tempo fa e quindi non me lo ricordo. È bellissimo quel film. È che non lo trovi più. Dove è stato? No, ho fatto io però prima ho sentito tipo un verso di un maiale. Tipo, Sì. non è bello sentire questo, credo. O magari ci sono i cinghiali. Che sensazioni avete? Io leggero in tensione, ma andando giù mi sta passando. Quindi secondo te il fulcro era sopra? È sopra, fa schifo No, sopra, a me fa no, schifo. secondo me sai dove? Sopra. Sicuro come l'oro, sopra. Poi non possiamo andarci. Cioè, Ho sentito anch'io orecchio nudo. sì. Tipo... Io ho sentito tipo battere. Giù di là. Giù. Dobbiamo fare attenzione però che c'è vento, ci sono le finestre che sbattono. Sì, ma non era sbattere di più. No, ma era leggera come cosa. Allora, adesso vi porto nella stanza dove ho registrato l'EVP. Vai. Bisogna andare su per la scala. Bisogna stare attenti al buco. Vedi qua il buco? Fai così. Sfido non vederlo io. Ci sono queste due stanze qua, una qua a sinistra e una qua a destra. Qua ce ne sono due comunicanti. E il canto l'ho sentito là. Ma aspetta un attimo. Non siamo passati di qua. No. Cos'è tipo un mezzo piano? Sì. Che figata! Io ero qua, col registratore l'ho sentito qua. Qua se noti era tutto dipinto, perché vedi che là sopra c'è una roba che sta cadendo che è dipinta. Togliti da sotto perché eri proprio su. Da questa parte qua lo vedi? La parte dipinta. Guarda. Eh sì, molto bello. Quindi molto probabilmente erano tutte attaccate a questo legno. Avete fatto... No. C'è qualcuno dentro questa stanza? Sono stato io.
Ancora. Sì. No ragazzi, ho i penotti, l'ho sentita, l'ho sentita. Tipo L'ho sentita, Dio santo. Cosa? tipo L'ho sentita. l'ho sentita anch'io. E ti ho detto la stanza dove l'ho sentito? Sì, ma io non l'ho sentita live, Eh. mi pareva venisse da... no. Io adesso non Puoi rifarlo, per favore? foglie di là. Vento. Fischio. Ti va di cantare? Sentito? Cosa? No, adesso c'è tipo un coro. Eh. Ma io ho paura che sia vento questo però. Mi sono partiti dei brividi dalle caviglie fino alla testa. A distanza si sente anche tipo macchine. Sì, ma No, era tipo... io sento una roba tipo, presente quando parlano tante persone bisbigliano però a livello di voce molto basso, tipo maschile bassissima, ma da sotto però. Tipo, Madonna, iniziamo adesso con sei su e parlano sotto, sei su. Rumore di là. Ho appena sentito un passo. Poi là c'è un'altra stanza. Mamma che bello. Vero? ma cos'è quella roba nera sul muro che... Io volevo dirtelo, ma ho detto sto zitto e gli lascio la sorpresa. Ha preso fuoco questo stanzo. Ma non ti lascia... Cos'è? È una foglia che si muove a riva. No, cos'è sta roba nera? Non so dirti, sai. Sembra roba che gocciola. Oh, io continuo a sentire qualcuno che canta, ragazzi. Madonna. Ma da che parte? Dove punto il microfono? Se c'è qualcuno che sta cantando, si può avvicinare a noi, a questi strumenti e farli illuminare? È solo per capire che c'è qualcuno. Puoi toccare la mia mano e lo strumento si illuminerà. Passo. Io forse. No. Da questi strumenti potete anche prendere energia se vi serve. E la sento. Stai cantando per noi? Sento il tic tic. Sì. No, Infatti mi è venuto tutto il dubbio che fosse Samuele quella. Ma oh, guardate che buio che è. No, brava luce. Sì. Guarda che buio. Cioè tu dove non sei, di là non vedi niente. E se proviamo a stare in una stanza con gli infrarossi e basta? Anche? Magari non questa, ragazzi. Sì, però... Allora andiamo di sopra. Comunque, più su andavamo, più inquieto ero. Non so se ero solo io così. No, su non mi piaceva. Siamo qua? Anche. Che
che qua dove io ho sentito e dove tu anche adesso hai sentito. Però tu con gli infrarossi punti di là, per cortesia, grazie. Infatti io ho imparato sempre tu. Allora, Quindi superpoteri. È da film horror. Così. Devi spegnerla. Non andate a caccare. No. Punta la porta, per cortesia. ma... C'è qualcuno qui? Puoi cantare? Se riesci a cantare più forte? Oh, io ho sentito qua, ma proprio qua, nell'orecchio destro. Come se stesse cantando direttamente nel No, microfono. non cantando, si tu. Come se lo stesse facendo proprio nel... No, non stava cantando. Sì, ma come se lo stesse facendo proprio davanti al microfono. Sì, punta la porta, per favore. Perché? Perché ho paura che entri questo. Bisbiglio. Sono stato io Sei col qua naso. con noi? Se ti avvicini a questa luce verde può illuminarsi e capire che sei qui con noi. Non mi mette a fuoco più. Sì, no, sto... Non siamo qui per farti del male, non devi aver paura di noi. E noi non vorremmo averne di te. Anche se. Siamo qui in amicizia e in pace. Sei una donna per caso? È una macchina questa. No, io ho sentito. Vivi ancora qua in questo posto? Passo. Sei da sola? Ti avevamo sentito cantare, hai una bellissima voce, complimenti. Vorresti parlare con qualcuno di noi? Se sì, fai illuminare questi strumenti avvicinandoti. Allora, se... Io ho potenziato un po' l'RF, perché se il suo segnale magari è debole, magari sta Ma provando... una che canta, sai, secondo me. Però è tanto chiusa sta stanza. Secondo me se andiamo in androne, uno principale e punti verso l'alto. Proviamo, dai. Ragazzi, Hai sentito? Hai fatto tu? chi cacchio ha fischiato? No. Io no, Oh, l'ho sentito anch'io. io ve lo giuro che l'ho sentito proprio. No, Ho sentito. No, l'ho sentito anch'io chiaro questa volta, sì. Tant'è che ero convinto che fossi stata te. No, io l'ho sentito proprio scetto. io non l'ho sentito. Sì, sono sicuro che non sei stata te. No, sono stato mio. Penso che ho pestato qualcosa. Allora, io ho appena aumentato l'RF. Chi cazzo ha mosso sto mattone? Quale mattone? Io sentivo muoversi una piastrella. Avete presente cosa sembra? Sì, ma l'ho sentita anch'io. L'ho sentito, ma non ci sono piastrelle qua. No. Ah, ok. Ok, cazzo. No, nel senso, stavo per dire Non è che c'è magari eri stato tu, però adesso tu mi hai detto chi è che l'ha mossa, vuol dire che non Non sei... è che c'è qualcuno che sta giocando con noi? Tipo un bambino o roba così?
Sì, però... Poi ancora sento fischiare io. Capito? Perché non sta dove stiamo noi. Ci gira attorno tipo. Mm. Per quello ti dico se può essere meglio. Autentico. Vai. Anche vedi? Sì, sì. Cioè il suono che abbiamo sentito è tipo questo. Capito? Ah, ok, sì, sì, è lo stesso che ho sentito anch'io. Beh, io qua non starei al buio però, Ci sono troppe entrate. Ecco, e quindi? Ci sono delle persone vive che girano qua. Ma stavo nel caso mai No, stiamo insieme e teniamo una luce accesa. Sì. Magari la tua che fa meno luce. Poi che andiamo a vedere la dépendance. Io fargli ancora qualche domanda. Sì. Però punta il microfono verso l'alto. Perché non si... Stai giocando con noi? Hai voglia di giocare? Però qua c'è troppa aria. No, lo stavo provando perché l'ho potenziato fino... no, però non l'ho potenziato tanto. Ho sentito una voce. Ah, così? Sì, ma era piccola. Era di un piccolo... Non so Aspetta se che- femmina o maschio, C'è qualcuno qui? Se sì, fallo andare fino al rosso. Questo strumento che ho in mano. Hai voglia di giocare? Avete fatto? Sto provando. No. E giuro se non la gente non lo Eh? È il telefono? Da dove te lo sei visto? Ma è il cellulare? Sì, Che manda ogni tanto segnale? Figo. può essere. Sì. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno può avvicinarsi a questo strumento e farlo andare fino al rosso e farlo suonare? Non è? Viene da andare di là. Di là esattamente, dentro il mestiero con i mestieri. Sì? Non devo capire. No, non è questo. Aspetta. No. Riesci a farlo brillare di più? Bravo. Di più. Riesci a farlo suonare?
Sei ancora qui con noi? Se sì, fai illuminare lo strumento che ho in mano. Erano al massimo. No. Ne ho messe 9 prima di entrare. Dai. Non so se mi piace tanto questa cosa comunque. No, non può fare un test. Cosa vuol dire? Ci sono tralicci? Guarda, faccio vedere. Non capisco, non lo so. Dove stai andando? A vedere se uscire non mi dà più batteria scarica. Sei stato tu a scaricare la batteria? Io l'ho Troppo potenziato, 20 qua, non sento niente. non so se si vede, fino a neanche metà. E sta suonando. Ha suonato di nuovo. No, adesso no. E lo sentì un ticchettio dietro. Sì, ha suonato, l'ho sentito. Adesso? Sì. Quando hai detto ha suonato? Puoi farlo arrivare fino al rosso, arrivare fino al rosso, arrivare fino al rosso, arrivare fino al rosso, come hai fatto prima. Puoi farlo andare fino al rosso per dirmi se sei di sopra. Oh, Cosa? io sento parlare. Sei di sopra? Sei qua giù? Sei vicino a noi? No, ragazzi, c'era una donna che parlava di sopra. A voce alta. E c'è qualcuno che sta cantando adesso. Adesso lo sto sentendo anch'io. Non sono di sopra, no. Dobbiamo venire di sopra? Se sì, fallo andare fino al rosso. È andato fino al rosso ma non ha suonato perché mancano 2 tacche. Puoi farlo suonare? Allora, questo punta dove... Se io lo punto verso sopra, lo fa, se... Ecco così. Volete interagire con noi? Ah, vedi. Ma no, non è un... È un cavo morto? Eh sì, non passa corrente. Non è possibile che ci passi corrente. Allora, a me viene da dire che il punto energetico sia in qualche modo qua. E che se noi andassimo di sopra, esattamente sopra qua, Ma dove? A metà piano o al piano io sopra? penso che qua sia... Qua abbiamo le 2 stanze piccoline. Io penso che qua sia il piano proprio sopra sopra. Se ci pensate le robe che abbiamo sentito di più quando eravamo sulla stanzetta dove hai sentito il canto. Sì. Che sono qua in mezzo. Perché adesso, allora, lo strumento è immobile. Perché faccio così, non ci sono interferenze da nessuno dei due. Faccio così. Se lo fai di là? Prova a vedere anche qua. Ah, sì, è da solo. Non è
Qua no, qua no. Anche questo. Avete perso un dettaglio non poco importante. Chi ha visto quella rosa lì? Quelle rose lì. Pensa a te. Io sono lo zoom. Ma non siamo mai entrati qua dentro? Sì, ci siamo entrati, sì. In teoria, se hai il Rifaccio- cavo te lo prendi anche da qui. È impossibile che sia il cavo, non ci passa corrente sul cavo tagliato. Adesso lo fa anche qua? No, no, l'ho potenziato ancora di più. Aspetta che... ah, adesso è potenziato come lo tengo di solito. E non fa nulla. Allora, ho sentito passi. Sì. E tipo una roba come... ah. E sto puntando di là. Su, circa. Andiamo su. Andiamo su. Guarda lei. No. Quelli qua. Io adesso ho la stessa potenza con cui sentivo prima sopra. Qua c'è sto robo qua che ovviamente per far vedere che non c'è corrente. Quello dovrebbe essere il contatore della corrente. Ma ha appena suonato? Io non l'ho sentito. Allora, se la scala è così, vuol dire che mi dava il segnale da così. È sotto di qua. Non è di qua. Il cavo è sotto lì. È qui circa. E vedi che adesso non sta dando nessun segnale? No, ma non ha senso là. Oh. Tu che hai fatto suonare lo strumento, puoi farlo suonare di nuovo, per favore? Aspetta che cambio mano. Allora, io prima l'avevo potenziato fino a qua. Vorrei farvi notare che adesso non siamo al piano di sotto, sono vicino a voi, quindi voi non eravate l'interferenza. Quindi, No, ma abbiamo visto palesemente che il cavo era tagliato e il contatore, il coso qua, il quadro è tutto rotto. Non ho sentito niente. Secondo me dobbiamo andare su. No, io non vado su per quelle scale. No, non su. No, Ah, questo piano qua. quella Non mi chiocciola. piace. Dove eravamo prima? Non mi piace quel piano, ma andiamo. Che sensazioni avete? Tra ogni tanto io irrequieto, ogni tanto calmo. E un po' di vibridi, non brividi. E te scappi? Io ho emozioni, a dire la verità, contrastanti, un po' come ha detto lui. Io? Sì, Samuele. Ho sentito anch'io una roba qua. Tipo un... No. Io l'ho sentito. Qua l'avevo sentito. Vi ricordate che vi avevo detto che avevo sentito il... come il grugnito? No, è proprio
Ma non è bello sentire un grugnito. Ma te non lo è bello dico. neanche sto posto, secondo me. Oh, a me piace. Sì, è bellissimo.